Coronavirus non solo fase 2, il Veneto al lavoro per prepararsi alla fase 3 con la nuova ondata in autunno, tamponi, gestione del contagio, terapie intensive e le armi. Sulle riaperture Zaia ribadisce gradualità anche prima del 4 maggio, ma deve decidere il governo. Nel frattempo il farmaco sperimentale giapponese è arrivato e sarà utilizzato in prima battuta a Verona e Padova, numeri da record sui tamponi, oltre 250.000. Con Zaia ed altri abbiamo indicato la data del 12 luglio come ipotesi di voto, lo dice il governatore della Liguria Toti. Il PD contrario, impossibile, la decisione del Viminale è attesa per lunedì. Ancora decessi nelle case di riposo, il Codacons chiede alle procure il sequestro di tutte le salme del Veneto per verificare la reale causa di morte. Il racconto di Virginio Maso, 80 di Carbonera, che dopo un mese di ospedale e 10 giorni di terapia intensiva è tornato a casa, un incubo a lieto fine. L'utilizzo di un'app simile a quella che dovrebbe essere introdotta anche in Italia e il rispetto delle regole hanno permesso alle autorità di Shanghai di superare l'emergenza, la testimonianza di un imprenditore veneto. Domani alle 11 dalla chiesa di San Rocco a Venezia il patriarca Moraglia benedirà il Veneto con la reliquia del santo, ricordo del voto del 1576 contro la pestilenza, la cerimonia in diretta su Antenna 3. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano dunque l'emergenza coronavirus con gli ultimi dati, li vediamo velocemente: 15.692 i casi totali con tampone positivo, con un incremento di 318, questo dovuto anche ai tanti tamponi eseguiti in Veneto, quasi 250.000, 10.444 gli attualmente positivi, 1.059 i deceduti tra strutture ospedaliere ed ex ospedaliere, 4.189 i negativizzati. Sono 1.287 le persone ricoverate negli ospedali del Veneto, con meno 72 pazienti rispetto a ieri mattina, 190 quelli in terapia intensiva con meno 7 pazienti e dunque si è scesi sotto la soglia tanto attesa dei 200 pazienti, 190 lo ripetiamo in terapia intensiva, 900 invece cresce purtroppo ancora drammaticamente il numero delle vittime, sono 23 più di ieri mattina e 2051 i dimessi. Dati che ha reso noto questa mattina appunto il Presidente Zaia nella consueta conferenza stampa, durante la quale ha parlato anche di una fase 3, ovvero quella fase quando il virus tornerà a presentarsi in forma acuta. Ebbene, Regione e ULSS del Veneto stanno lavorando proprio in questa direzione. I cittadini devono sapere che la fase 3 esiste sempre, che è quella che è peggio della 1. La fase 3 è quella che vedrà il ritorno del Covid in forma acuta, è già iniziata e la Regione è al lavoro su questo fronte. Adesso abbiamo una fase di limbo nella quale c'è il periodo di convivenza, fase 2. Poi c'è una fase 3 della reinfezione acuta, perché oggi c'è l'infezione diciamo ubiquitaria, ma ha passato la fase acuta, può riacutizzarsi. La fase 3 per noi è quella che è già in corso, una 3 che si sovrappone alla 2, che è quella del prepararsi alla nuova fase acuta. E qui vogliamo cogliere un'ulteriore sfida, ne abbiamo parlato stamattina, di essere ancora più performanti. Ai direttori generali nella quotidiana videoconferenza è stato chiesto di prepararsi per essere ancora più performanti quando, secondo quanto previsto dai modelli, a settembre-ottobre il virus potrebbe tornare. La partita è quella di avere una macchina da guerra sul fronte dei tamponi, quindi stiamo attrezzando le artiglierie. Allora, i tamponi sono le munizioni, le artiglierie sono le macchine e il personale e le squadre che li faranno. I dati a questa mattina parlano di 1.477 ricoverati, 79 in meno rispetto a 24 ore fa, in diminuzione di 7 unità anche i pazienti nelle terapie intensive, dove ad oggi sono 190. Si è dunque scesi sotto la soglia dei 200. Sono 5-10 pazienti che vengono ricoverati ogni giorno nelle rianimazioni. Oggi il dato dei dimessi dalle terapie intensive è superiore a quelli che vengono ricoverati nelle terapie intensive. Complessivamente negli ospedali veneti i pazienti no Covid sono 9.532, 196 in terapia intensiva. I pazienti non coronavirus nelle terapie intensive hanno superato, guardate che era un miraggio qualche giorno fa, hanno superato i pazienti coronavirus. Intanto novità anche sul fronte dei farmaci. Avigan è arrivato. Il protocollo c'è, è stato dato ovviamente al Veneto, è stato dato a Verona,
poi ovviamente Verona e Padova. Una fase 3 che procede parallelamente alla fase 2, quella delle riaperture che secondo il presidente Zaia dovrebbero essere graduali così come sono state le chiusure. Aperture graduali però anche all'interno delle stesse aziende. Aprire a tutti un poco, nel senso che se tu hai un carico di 100 dipendenti, intanto comincia con i primi 15-20 e ti organizzi e cominci a fare un po' di formazione aziendale rispetto a quello che sarà il nuovo modo di lavorare in questa azienda. Il tutto nella massima sicurezza garantita a partire dall'uso delle mascherine. Noi siamo quelli che pensano che il barbiere, la parrucchiera, l'estetista, il massaggiatore, quello che è, debba fare la sua attività con la mascherina, il cliente deve avere la mascherina. Zaia alla fine replica il suo collega della Campania, De Luca, che ieri si era detto pronto a chiudere i confini della propria regione nel caso di aperture anticipate in territori dove il contagio è ancora elevato. Parlare dei grandi contagi del nord, io direi che bisogna assettare il numero di contagiati con il numero di tamponi. Sarebbe bello vedere i tamponi fatti da ogni regione, anche dalla Campania, e vedere i contagi, quindi abbiamo un numero di contagiati, o meglio un tot di tamponi per contagiato. Dunque il Veneto dovrà fare i conti con il coronavirus anche dopo l'estate. Dalle prime settimane di pandemia la Regione ha messo a punto un modello previsionale della diffusione del contagio. La fase 3 dell'epidemia di Covid-19 non sarà la scomparsa del virus, ma un suo ritorno, previsto in autunno. Il Veneto si è attrezzato disponendo tutte le contromisure che è possibile mettere in campo. Le previsioni da cui si muove l'attività della Regione arrivano da un modello matematico definito già nei primi giorni dell'emergenza, cui lavorano 20 persone e che rappresenta uno dei fiori all'occhiello nella gestione della pandemia in Veneto. Quando c'è un'emergenza si cerca sempre di capire dove si sta andando, no, a parare. E per capire dove si sta andando a parare bisogna fare delle previsioni. Per fare delle previsioni il più, come dire, accurate possibile ci si dota di modelli, di basi di calcolo per avere uno strumento che sia il più non preciso, perché ci si basa sulle probabilità, però insomma che ti dia almeno delle indicazioni da un minimo a un massimo. I tempi di incubazione del coronavirus fanno sì che la sua diffusione appaia evidente dai 10 ai 15 giorni dopo il contagio, ma il modello matematico su cui si basa il piano sanitario del Veneto è in grado di fornire previsioni che fino ad ora si sono rivelate affidabili. Previsioni definite calcolando diversi fattori, il numero di positivi ad esempio, o meglio ancora dati oggettivi e misurabili, quali ricoveri in terapia intensiva e decessi. Oggi si dice modello che c'è un calo, lo vedete da alcuni giorni, che continuerà questo calo e che con la fine di maggio, anzi con la fine di aprile avremo un'ulteriore riduzione importante dei ricoveri, però ci rimarranno dei casi anche per tutto il mese di maggio. Il percorso è asintotico, non voglio usare termini troppo tecnici, ma insomma si va verso lo zero ma in maniera dolce, quindi ci sarà un calo che continuerà, ma per azzerarlo ci vorrà ancora un po' di tempo. Il modello matematico è sicuramente affidabile fino a 4 settimane, poi, come avviene per le previsioni meteo, più si sposta la previsione avanti nel tempo, più alto diventa il margine d'errore. Il modello inoltre tiene conto anche delle disposizioni di contenimento del contagio in vigore in quel periodo, come i limiti agli spostamenti personali, ad esempio. Fattori che rendono delicata una previsione precisa sull'autunno, tranne per il fatto che dovremmo ancora fare i conti col virus, realtà che deve entrare nell'ordine di idee di qualsiasi programmazione futura. E a margine della conferenza stampa il presidente Zaia ha risposto alle polemiche innescate sul web riguardo l'efficacia delle mascherine anticontagio distribuite dalla Regione. Che si vada a insinuare, o peggio ancora a dire, perché tale è, che questa mascherina non serve a nulla, perché questa è la sintesi che tutti noi abbiamo fatto, vuol dire inquietare le persone, e molte si sono inquietate. La polemica, come oramai d'uso di questi tempi, corre su internet. Ad innescarla questa volta un video, subito diventato virale, sempre come si usa dire oggi, in cui un erborista sostiene la scarsa efficacia delle mascherine consegnate dalla Regione Veneto sulla base di un test empirico. Soffiandoci attraverso si riesce a spegnere una fiamma. Ho visto la replica di Franceschi, di Grafica Veneta, ha pubblicato tutte le certificazioni col filtraggio al 98%, poi leggendo, se voi leggete il materiale, giustamente c'è un'altra cosa che fanno notare, che se tu, cioè la mascherina è fatta per
il respiro, non per insufflare l'aria, però sapete, guarda, no, facciamo una prova. Zaia si fa consegnare la tradizionale mascherina chirurgica da 4 veli che viene indossata dall'assessore alla sanità Manuela Lanzarin. Da spegnere questa volta non c'è la fiamma di un piccolo accendino come nel video che gira sui social, ma una candela. Una prova questa peraltro proseguita a telecamere spente proprio con un accendino che effettivamente si è spento a seconda di chi soffiava. Avete visto la fiamma che si sposta? Ha poco fiato, non importa. Allora, avete visto la fiamma che si sposta, no? Allora, cosa diciamo? Che filtra poco, no? Si sposta la fiamma. Allora, io dico, alla luce di questo, cosa andiamo a dire a tutti i cittadini che si stanno comprando le chirurgiche che non filtra? La fiamma non si sarebbe spostata. Questa è la verità. Sulle elezioni, insieme ai governatori Zaia, De Luca e altri, abbiamo già indicato al Ministro degli Interni la data del 12 luglio, nella considerazione che se riapriamo il Paese non possiamo vietare il voto. Inoltre, in autunno potrebbe esserci un ritorno del virus e una campagna elettorale lunghissima in una crisi sanitaria, economica e sociale non farebbe bene al Paese. Lo ha detto, parlando all'ANSA, il vicepresidente della Conferenza delle Regioni e governatore della Liguria, Giovanni Toti. Contrario a questa ipotesi il PD del Veneto, che con il suo segretario regionale Alessandro Bisato lancia un appello proprio a Zaia. Sono molti i motivi che dovrebbero indurre a compiere una seria riflessione in questo senso, dice Bisato. Il primo è che il Veneto sta vivendo una fase di emergenza sanitaria che non si esaurirà nell'arco di qualche settimana. Il secondo è di cultura democratica. A luglio infatti andremo incontro ad una possibile enorme deficit di democrazia, poiché saranno molti i cittadini che per paura rinunceranno a recarsi ai seggi. Il terzo è di natura economica. La nostra regione uscirà profondamente ferita da questa pandemia, conclude Bisato. La decisione del Viminale è attesa per lunedì 20 aprile. E questa mattina c'è stata una conferenza online dei tre sottosegretari veneti del Partito Democratico, Baretta, Martella e Variati, per fare il punto sulle misure adottate dal governo per far fronte all'emergenza coronavirus, soprattutto puntando l'obiettivo proprio sul Veneto. 3 miliardi di euro stanziati dal governo nel prossimo decreto di aprile a favore di comuni per far fronte alle mancate entrate in bilancio, cifra che, spiega il sottosegretario Baretta, non è definitiva. Vi è un monitoraggio non soltanto per la distribuzione, ma anche per capire se questa cifra sarà sufficiente rispetto all'equilibrio tra le minori entrate anche di tributi, di tariffe, e le maggiori uscite di spese che ci sono state in questo periodo anche a seguito del coronavirus. Intanto in arrivo a comuni e province anche un fondo per sanificare gli ambienti, in particolare quelli aperti al pubblico. Saranno distribuiti 5,8 milioni ai comuni del Veneto e 461 mila euro alle province del Veneto. Il riparto verrà fatto tenendo in considerazione per la parte più significativa del numero casi Covid positivi presenti e in seconda battuta del peso sulla popolazione. Stanziati poi ulteriori 860.000 euro a comuni e province. Che riguardano i maggiori straordinari che le polizie locali stanno facendo a supporto dei controlli per Covid. Il sottosegretario Baretta ha fornito anche i dati sugli effetti in Veneto dei provvedimenti adottati a partire dalla sospensione dei pagamenti IVA a marzo, aprile e maggio. Per il Veneto significa una sospensione da parte delle imprese e delle persone interessate ai pagamenti IVA per 789 milioni e sono 270 milioni quelli relativi per lo stesso periodo ai contributi per il lavoro dipendente. Fatto il punto anche sulla cassa integrazione, 14.000 le domande pervenute per quella ordinaria, 25.000 per la CIG in deroga, per un totale di 77.000 lavoratori. Per quanto riguarda poi l'indennità di 600 euro per partite IVA ai professionisti, sono 320.000 le richieste arrivate. 245.000 su 320.000 domande, 245.000 pagate, per un corrispettivo di 147 milioni
di erogazioni. Nel prossimo decreto in arrivo previsto un allungamento del periodo di cassa integrazione e un aumento del bonus per gli autonomi da 600 a 800 euro. E c'è poi la costituzione di un reddito di emergenza che riguarderà quella fascia di popolazione che si trova senza un'entrata, senza un reddito, ma anche senza ammortizzatori sociali. Sono arrivati alcuni importanti chiarimenti da parte del governo sul fronte agricolo. Cura e manutenzione di parchi e giardini privati sono attività consentite anche nei giardini delle seconde case ubicati in comuni diversi da quelli di residenza. Lo rende noto il Ministero delle Politiche Agricole. Per quanto riguarda i giardini delle seconde case, cura e manutenzione possono essere effettuate solo dal personale incaricato che svolge attività imprenditoriale riconducibile al codice Ateco, in quanto per i proprietari o locatari l'accesso alla seconda casa è consentito solo se dovuto a necessità di porre rimedio a situazioni sopravvenute imprevedibili come crolli, guasti all'impianto elettrico, idraulico o effrazioni. Altro chiarimento, il lavoro agricolo per autoconsumo è consentito nei terreni anche di piccole dimensioni distanti dal comune di residenza, così commenta il ministro Teresa Bellanova: impediamo che vadano perduti raccolti e piccole produzioni per autoconsumo e al tempo stesso garantiamo cura e manutenzione dei terreni agricoli e del paesaggio. La coltivazione, si legge sul sito del governo, è consentita a condizione che il soggetto interessato attesti attraverso autodichiarazione il possesso di tale superficie agricola produttiva e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini, con indicazione del percorso più breve per il raggiungimento del sito. E adesso veniamo alla situazione nelle case di riposo. Un'altra anziana ha perso la vita nella struttura di Merlara e sale così a 29 il numero delle vittime nella struttura della Bassa Padovana. Si conta un altro decesso nella casa di riposo Scarmignan di Merlara. Nelle scorse ore è mancata un 85enne. Sono quindi 43 gli ospiti presenti nella struttura della Bassa Padovana, di questi 25 positivi al coronavirus, mentre un'anziana è ricoverata all'ospedale di Schiavonia. Il tragico dettaglio delle morti sale a 29 tra gli ospiti della struttura, che in questa settimana è stata supportata anche da medici ed infermieri dell'esercito, che però stanno per lasciare la residenza per anziani. Da lunedì infatti rientreranno in servizio alcuni degli operatori che hanno terminato la quarantena e sono negativi ai tamponi. Nei primi giorni della prossima settimana, inoltre, arriveranno gli esiti dei test agli ultimi operatori della struttura, permettendo così una turnazione più completa. A Bovolenta il comune fa sapere che gli ospiti della casa di riposo positivi sono 55, di cui 7 ricoverati all'ospedale di Schiavonia, 12 i negativi, mentre è partita la sperimentazione per i dipendenti della casa di riposo che saranno presenti all'interno della struttura per 15 giorni consecutivi, cercando di contenere il contagio e restando vicini agli anziani residenti. Adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità e poi torniamo con altre notizie dal Veneto. Restate con noi, a tra poco. Rieccoci in diretta, continuiamo a parlare della situazione nelle case di riposo, perché con i decessi nelle RSA, appunto, perché il Codacons chiede alle procure il sequestro di tutte le salme del Veneto per verificare la reale causa di morte, e intanto anche la Procura di Venezia apre un'indagine per tutte le strutture del territorio, sia pubbliche che private. Oltre 40 i decessi di anziani nelle case di riposo del Veneziano, della ULSS 3 Serenissima e ULSS 4 del Veneto Orientale, sugli oltre 4.500 ospiti, con i positivi che sono più di 400. In percentuale il tasso più elevato in Veneto. La Procura di Venezia sta indagando. Aperto infatti un fascicolo di tipo conoscitivo. Significa si sta verificando sulla gestione delle residenze per anziani pubbliche e private della provincia di Venezia. Braccio operativo della Procura, il comando dei NAS dei Carabinieri di Treviso. Sono gli uomini dell'Arma ad acquisire i dati relativi alle linee guida seguite e ai decessi avvenuti nelle citate strutture.
All'esito dell'attività richiesta, attesa l'eccezionalità e la drammaticità della situazione, saranno svolti eventuali ulteriori accertamenti che saranno ritenuti necessari e di competenza, così il procuratore capo Bruno Cherchi. Vicenda per la quale il Codacons, associazione a tutela della gente, ha chiesto agli inquirenti di sequestrare le salme dei pazienti deceduti presso l'RSA, al fine di disporne le relative autopsie per accertare le cause dei decessi, richiesta inoltrata a tutte le procure della Regione. Oltre un terzo dei decessi per Covid-19 sono riconducibili a degenze nelle RSA. È un dato impressionante che porta in evidenza come questa zona grigia tra attività sociale e attività sanitaria sia stata trascurata in questi anni. Purtroppo il fenomeno acquista anche caratteristiche di rilievo a nostro avviso penale, perché non abbiamo riscontrato a seguito delle segnalazioni pervenute, e anzi invitiamo con l'occasione a farcele pervenire altre, perché il fenomeno si configuri sempre più su fatti concreti e non su sensazioni, che ci sono stati ritardi nella fornitura di presidi sanitari, ci sono stati ritardi nell'allerta per reagire a questa pandemia. Il nostro sito è a disposizione, come anche il nostro numero telefonico per il supporto psicologico e legale per chi ne ha bisogno. Lo trovate sul sito www.codacons.it. E adesso la storia di una guarigione da coronavirus. A raccontarcela Virginio Maso, pensionato trevigiano, tornato a casa dopo 35 giorni in ospedale, 10 di questi in terapia intensiva, la svolta quando ha firmato per una nuova cura. Sai quando mi sono sentito un po' triste? Quando il medico è venuto là e mi ha detto: guarda, abbiamo bisogno del tuo consenso per cambiare il medicinale, perché quella terapia che abbiamo fatto finora non ha servito a tanto. E io gli ho detto: dottore, io di murature e di malta mi intendo, di medicine no, sono sulle vostre mani. Davvero buone mani quelle dei medici del Cafoncello che hanno guarito Virginio Maso, pensionato di Vescon contagiato da coronavirus. Tutto iniziato con una comune febbre e nulla più. Una storia lunga 35 giorni, tra reparto e terapia intensiva, tra maschera per l'ossigeno e medici e infermieri che sembravano astronauti, ma soprattutto vinta grazie alla fiducia che Virginio ha riposto in chi lo curava, accettando quasi una sfida con il virus. Dopo 20 giorni circa si sono accorti che non miglioravo, allora hanno voluto il mio consenso per provare un medicinale nuovo, mi sembra giapponese, non so il nome giusto, con quattro flebo di quello là ha cambiato tutto. Ennesimo esempio che di coronavirus anche nelle forme più pesanti si può guarire, un contagio che però a vederlo fa paura. I problemi più grandi li ho avuti perché questi qua, tornati dalla sala rianimazione, uno una settimana e uno l'altra settimana, subito sembravano a posto, poi andavano in delirio e urlavano tutta la notte, facevano pena proprio. Io dovevo fare il guardiano perché uno una sera ha saltato il letto, è cascato e si è pestato la testa. Perché è difficile, quando vanno in delirio, gridano, chiamano. E cosa pensava mentre era là? Di tutto fuori, ma al massimo dicevo, io sono partito così, la mia vita l'ho fatta, male che vado a trovare la bambina che non c'è più, che è mia figlia che è morta in incidente, sì, sono stato pacifico tutto quanto, no, la famiglia, i figli sono allevati, la moglie è a posto, sono tutti a posto, se va bene, altrimenti pazienza, non mi sono mai demoralizzato io. Oggi Virginio è in quarantena, isolato in parte della sua casa, ma non gli importa. E ci ha voluto raccontare la sua vicenda per dare una speranza, soprattutto a chi è ancora dentro al tunnel della malattia. Una speranza, ma anche un consiglio. Io dico sempre che bisogna essere ottimisti, perché con l'ottimismo, se tu vai a deprimerti, ti aiuti ad andare male. L'utilizzo
l'utilizzo di un'app simile a quella che dovrebbe essere introdotta anche in Italia e il rispetto ferreo delle regole hanno permesso alle autorità di Shanghai di superare l'emergenza, tanto che nella provincia cinese già si parla di fase 3. Ne abbiamo parlato con Riccardo Parise, imprenditore veneto che lavora e vive proprio a Shanghai. Quando in Italia si è iniziato a parlare di un'applicazione per tracciare i movimenti delle persone e dei contagi da coronavirus, si è subito aperto il tradizionale e furioso dibattito sull'opportunità di attivare un simile strumento. Eppure, dall'altra parte del mondo, un'app simile c'è già e funziona. Lo conferma Riccardo Parise, imprenditore di Romano De Zelino che vive e lavora a Shanghai. Questa è l'applicazione ufficiale che ci dice che noi possiamo muoverci tranquillamente nella città a seguito della quarantena già effettuata e ovviamente non siamo infetti. So che si sta parlando molto in questi giorni in Italia dell'applicazione. Noi l'abbiamo vissuta subito e questa ha aiutato tantissimo. Noi con Facebook, Instagram siamo tutti controllati da società private che controllano i nostri dati, quindi secondo me non dobbiamo temere che un ente ufficiale utilizzi un'applicazione per monitorare la situazione. Qui si fa tranquillamente e nessuno si sta lamentando. Il protocollo attivato a Shanghai ha permesso di arrivare a questo importante risultato, ma è un dettaglio a fare la differenza. Qui siamo in un sistema diverso, qui tutti davvero rispettano le regole perché sanno quali sono le conseguenze. Quindi sicuramente questi 2 mesi di rispetto ferreo totale delle regole hanno è assolutamente servito. Tanto che a Shanghai si parla già di fase 3. Qui già si parla di fase 3, assolutamente già ci stanno lavorando. Qui abbiamo un po' il timore in questo momento dei contagi di ritorno. Il riavvio del tessuto produttivo veneto avrà bisogno di regole certe e di protocolli ben precisi, ma le imprese nostrane hanno tutte le caratteristiche per potercela fare. Io poi ho la fortuna di parlare quotidianamente con gli imprenditori italiani, in particolare veneti e lombardi, perché è il mio mestiere, e io sono convinto che loro siano assolutamente di buon senso e che vogliono assolutamente tenere, come dire, ci tengono ai propri collaboratori e ai propri dipendenti e quindi sicuramente saranno in grado di creare tutto quel sistema di controllo. Come ogni domenica, anche domani la nostra emittente seguirà in diretta la messa del Patriarca di Venezia, Monsignor Moraglia, che alle 11 dalla chiesa di San Rocco benedirà il Veneto con le reliquie del Santo, ricordo del voto del 1576 contro la pestilenza. Prima alle 9:30 invece la messa officiata dal Vescovo di Treviso, Monsignor Tomasi, dal Battistero del Duomo di Treviso. Dunque appuntamento alle 9:30 e poi a seguire alle 11 con la messa dalla chiesa di San Rocco a Venezia con il Patriarca Moraglia. È davvero tutto per questa edizione, vi lascio le previsioni del tempo, vi ricordo che dopo l'edizione di Venezia, quella di Treviso, ci collegheremo via Skype in diretta con il Presidente del Veneto, Luca Zaia. Grazie per l'attenzione, arrivederci. Bentrovati al meteo. L'alta pressione si indebolisce, avvertiremo gli effetti in parte anche sul nostro territorio proprio nella giornata di domenica 19 aprile. La previsione nel dettaglio. Sul Veneto sarà in prevalenza stabile e soleggiato nelle ore pomeridiane e sulle zone montane possibili precipitazioni anche a carattere di rovescio in locale estensione serale su parte delle zone prealpine e anche delle pianure. Vediamo anche le temperature minime tra 7 e 13 gradi, valori massimi compresi invece tra i 18 e i 24 all'incirca. Avremo un ampio soleggiamento anche sul Friuli Venezia Giulia, tuttavia in giornata non si escludono degli acquazzoni sui monti, anche qui impossibili fin verso le pianure. Temperature minime tra 8 e 13 gradi, massime fino a 24. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, bel tempo con tanto sole ovunque, salvo per qualche locale piovasco sui settori di confine. Temperature minime sui 10 gradi, massime invece fino a 26 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci.